Salve, tifosi del Napoli. Il mercato estivo continua a muoversi velocemente e oggi parleremo di Victor Osimhen, protagonista delle trattative del Napoli. Se non avete ancora messo il like o non vi siete iscritti al nostro canale, fatelo subito per non perdervi nessun aggiornamento sul nostro amato Napoli. La situazione di Victor Osimhen è il vero epicentro delle cessioni del Napoli di quest'estate. Secondo Emanuele Cammarotto, in un articolo per napolimagazine.com, la situazione potrebbe risolversi in breve tempo se il PSG decidesse di mettere sul piatto Skriniar. Il centrale slovacco è molto apprezzato da Antonio Conte e potrebbe essere il tassello mancante per sbloccare l'affare. Lee Kang-in è un'opzione, ma bisogna capire come si inserirebbe nel piano tattico del Napoli. Skriniar, invece, è attualmente fuori dai piani di Luis Enrique e il francese preferirebbe trasferirlo in Premier League. Osimhen, dal canto suo, non è particolarmente entusiasta dell'idea di giocare in Conference League con il Chelsea e spera in un aumento da parte del PSG, che gli ha offerto un contratto da 14 milioni a stagione. Il Napoli, dal canto suo, spera di chiudere l'affare il prima possibile e Lukaku è già pronto a trasferirsi a Capodichino se la trattativa si sblocca. Cosa ne pensate, tifosi? Meglio aspettare un aumento da parte del PSG o accettare l'offerta del Chelsea? Fatecelo sapere nei commenti. Non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al nostro canale per essere sempre aggiornati su tutte le novità del Napoli. Forza Napoli sempre!